Aspetta che vado, devo dare un bacino piccolo. Grande. Partita. No, non devi chiamare questo poi fai, no, si capisce il dopo abbiamo premiato, felici da chi ci ha fatto. Allora è partita la 5000 allieve femmine finals. Passaggio in meno 14, Campana. Pigato in testa. Pigato Ponzetto nelle prime posizioni. E a vedere lo sprint, punti, points 26-13, 2 punti Pigato, 1 punto Dobreva. Pigato, Dobreva, Crivellari, è proprio l'atleta del gruppo Cosmo di Noale che si impegna per lo sprint. Vediamo i punti. 80-13, quindi 2 punti Moretti, 1 punto Dobreva. Ed è ora Montemurro. Punti 50-79, 2 punti Montemurro, 1 punto Crivellari. Si rialza Montemurro, allora da dietro chi rinviene rilancia subito l'azione ed è Marchiotto con Nafti. Marchiotto e Nafti. Ah, questa è bella. Vediamo un po' cosa succede qua, se dopo il passaggio continuano o no. 36-1, 2 punti Marchiotto, 1 punto Nafti. E Nafti si mette in testa e prova a tenere comunque un buon ritmo. Ora il gruppo dietro deve decidere da farsi, se compiere lo sforzo di andare a chiudere, perché comunque si è creato un bel buco, oppure no. Intanto al passaggio 1,36, 2 punti Nafti, 1 punto Marchiotto. Al momento le due atlete con 3 punti sono a pari merito, ma da dietro non ci sta Ponzetto che si impegna. Poi ora ha un rallentamento, ha visto che si era abbastanza avvicinata. Intanto qua al passaggio ancora 2 punti per Marchiotto, 1 punto per Nafti. E ora il gruppo sta ritornando sotto le atlete con New Roller Porcia, atleta friulana che riporta sotto il gruppo. Vediamo se Marchiotto e Nafti ce la fanno a fare l'ultimo passaggio, ma tornano da dietro rapide ed è (80-36), quindi riesce a salvare 1 punto Marchiotto, ne prende 2 Moretti. In questo momento Marchiotto è prima con 6 punti per quanto riguarda
il Veneto. Moretti ne ha 4 per il Friuli Venezia Giulia, ma insomma le ragazze corrono insieme, quindi intanto vediamo la gara generale, poi andremo a scomporre le classifiche e siamo al passaggio dei -6 punti, 79-16. 2 punti per Crivellari e 1 punto per l'atleta del Scaltenigo Giannetta. E ora l'atleta dell'HP Padova a lanciare lunga la volata per i punti. 81-14. 81 sono 2 punti per Rebellato, 14 un punto per Micheli. Sono 10 le atlete che sono andate a punti finora, quindi è stata una gara dove se ne sono date di santa ragione, diciamo così. Ed eccole nuovamente al passaggio, punti 36-80. Marchiotto continua ad aumentare il proprio vantaggio. Otto punti per lei, 5 per Rebellato in questo momento. Al passaggio ai -3, 80-36, me lo confermate? 80-36. Abbiamo un quartetto in testa alla gara che si presenta ai -2. 80 81. In questo momento con 9 punti sono a pari merito Moretti e Marchiotto nel mio personalissimo tabellino, ma corrono diciamo per 2 regioni diverse, ma è bella la gara perché qui sono insieme, prendono campana per l'ultimo giro. 81 e 80, quindi ancora un punto per Ester Rebellato, 2 punti scusate, e 1 punto per Moretti. Ed è Marchiotto che rompe gli indugi e vuole proprio vincerla questa gara, andando a prendersi 3 punti che la pongono in testa alla corsa. 36, 80, 81. Partita la finale degli allievi maschi. Mettono lì subito un bel ritmo questi atleti, gruppo ben allungato. Al passaggio suono della campana.
con Rossetto in testa al gruppo, seguito da Ferrarini. Poi Amador Zulian. Punti 5-5, 5-9. Ferrarini e Rossetto. Io per prima però perché io no, Eccolo di nuovo il gruppo velocissimo tornare sulla linea del traguardo. 13 allora Giolo 2 punti e poi 57 Amador Zulian 1 punto. Eccoli nuovamente sulla linea del traguardo. 57-54 Amador Zulian 2 punti e Capozza 1 punto. Punti 5-8-13. Punti 55-13, quindi 2 punti per Ferrarini, 1 punto per Giolo. Gara velocissima con ora il gruppo che è completamente scoppiato alle spalle di Ferrarini e di Giolo che si ripresentano al passaggio. 55 2 punti, 13 1 punto. Ferrarini, Giolo, poi un terzetto alle loro spalle, poi dietro un drappello più numeroso di atleti. Punti 55-13. Otto punti per Ferrarini, 6 punti per Giolo, 3 punti per Amador Zulian. Questa è la classifica parziale al momento. Intanto qua ha dato un bel cambio ritmo Giolo, 2 punti per lui, 1 punto per Ferrarini che però sembra affaticato, mentre Giolo continua nella sua azione.
Ed eccolo Giolo solitario, altri 2 punti per lui. E passa Ferrarini, al momento sono a pari punti, 10 punti e 10 punti, ma la situazione in pista dice di un Giolo in gran spolvero, mentre Ferrarini ormai è affaticato, ha mani sulle ginocchia, non è più l'atleta dell'HP, continua invece Andrea Giolo che va a prendersi altri 2 punti e si porta in testa. Vediamo chi prenderà il punto dietro di lui. Piotr Molinaroli, numero 20. Ancora Giolo solitario, al passaggio dei -2, altri 2 punti per l'atleta dei pattinatori Spinea che ormai ha messo in cassaforte il titolo regionale. Alle sue spalle ora il numero 59 prende un punto. Numero 15, numero 4, fermarsi. Numero 15, numero 4, fermarsi. Avvicina le orecchie, cazzo. Non ho capito. Ancora 2 punti per Giolo. Ma Un punto per Molinaroli. È suonata la campana dell'ultimo giro con Giolo solitario che affronta il rettilineo finale. grande Giolo. Bravo. Giolo, Dai, metti pausa. Molinaroli. Bravo. Stai ferma, dai. E poi col 59 Rossetto. E allora Giolo davanti a Ferrarini e poi sul partita la finale e chi è che va davanti? Weiss. Vai, cattiveria, vai. No, dico del Sirache. Davanti. Allora sono partite tattiche, si sono guardate per tutto il primo giro, hanno cercato le posizioni, ora sentiranno il suono della campana, entriamo nei giri con punti. Ancora in testa Miai con Cesca, Bastarda. Baesse, Biscuola. Dai, che Nelle non... prime posizioni, poi Berton, Fantin, Libranesso, Albera, Trovò. Andiamo ai punti. 8-6, 35. 8-6, 35. 2 punti Cesca, 1 punto Miai. C'è stata una caduta per un atleta del gruppo Cosmo di Noale, mentre qua in testa al gruppo 27,90 Baesse 2 punti.
Un punto per l'atleta dei pattinatori Spinea Biscuola. E ora è la coppia del Ceccato che si porta in testa. Andiamo ai punti di meno 11. 26-60. 2 punti Albera, 1 punto Trovò. Con Cesca che lancia nuovamente l'azione. Ha detto, io sono tornata. Hai parlato con Nico? Basta ora basta. Ed è Cesca solitaria, 2 punti per lei, 1 punto per Trovò. Si rialza Cesca, Trovò senza grande fatica torna sotto. E ora Libralesso a lanciare lo sprint per i punti di meno 9. Cinque, 60, 2 punti per Libralesso, 1 punto per Trovò. Viene rilanciata subito l'azione da parte dell'atleta dello Skadi Club Pertichese, credo sia Baesse. Andiamo a vedere il passaggio. 27, 2 punti, 60, 1 punto. Al momento a pari punti abbiamo Trovò, Cesca e Baesse con 4 punti. Sono 7 le atlete a punti. Ora nuovamente Libralesso ad allungare. Ai punti di meno 7, 5, 26. 2 punti per Libralesso, 1 punto per Albera. E ora sono 1, 2, 3, 4 le atlete a 4 punti. Sono Trovò, Cesca, Libralesso e Baesse. Gara equilibrata. Vediamo qua la distribuzione delle energie perché la gara è ancora tutta da fare. Intanto siamo ai punti di meno 6, vediamo chi va a sprintare per questi punti. 60-27, 2 punti per Trovò, 1 punto per Baesse. Mentre intanto da dietro si sganciano alcuni vagoni del gruppo. Vediamo se ritornano sotto con Miai che riporta sotto anche Cesca ed Albera. Siamo ai punti di meno 5. (90, 60) Biscuola, Trovò. Ora è Trovò in testa alla mia classifica personalissima, con Libralesso ora che rilancia l'azione. Da dietro non rispondono, potrebbe essere l'azione decisiva, vediamo se ne ha l'atleta dell'azzurra pattinaggio. No, si rialza. 2 punti Libralesso, 1 punto per la numero 86, quindi Cesca. Libralesso ancora in testa.
25-27. Ancora 2 punti per Libralesso, 1 punto per Baesse, 8 punti Libralesso. Al comando in questo momento con Trovò però che di punti ne ha 7 e sembra avere più energie per andarsi a giocare la fase finale di questa 5.000 metri a punti. 60-27. Continuo. E allora andiamo a vedere la coppia di testa con Trovò e Baesse, poi Bispuola ha recuperato la terza posizione, poi Libralesso ormai affaticata ed eccoli allo sprint per il -1, 60-27. Consolida la sua posizione Emma Trovò. (11 punti per lei sul mio tabellino, con Baesse con 8 punti e 2 ne prende ora, va a 10, 3 per Trovò che fa il titolo, 1 punto per Libralesso che chiude a 9 in terza posizione. Quindi Trovò, Baesse, Libralesso, questa la classifica nel mio personalissimo tabellino, come diceva Rino Tommasi, commentava il pugilato. Partita volevo venire con le fragelle. Junior maschi. Bertolo, Morelli, Ferrarini, Gobbato, Spessotto, Campagnaro, Murciano, Salvalaio, Bertotto, Carraro, Sivelonghi, Campana, la coppia di Spinea. Si lancia subito per i punti al primo passaggio. (72-25). Campagnaro prima del compagno di squadra Salvalaio. Restano fuori i 2 atleti di Spinea, protetti da altri 2 compagni di squadra. 7-2-25. Campagnaro, Salvalaio. E qui viene fuori una gara controllatissima da Spinea. Vediamo se da dietro il gruppo qualcuno deciderà di sacrificarsi, ma allungano, la coppia di testa allunga, il gruppo dietro è controllato. Qua proprio si fanno i complimenti. 72-25. Quindi Salvalaio, Sì, tanto saluto qua e poi arrivo, diciamo così, fuori con Campagnaro che resta in testa al vento. Dietro Gobbato e Morelli a proteggere Campagnaro.
e Salvalaio che continuano a dividersi i punti. Sto parlando, scrivendo e mangiando un ghiaccioletto. Ormai sono come una donna, riesco a fare 3 cose insieme. Ancora in testa gli atleti di Spinea. (25,72) al passaggio. Ecco che rompe gli indugi Carraro. Attenzione, c'è una caduta per Francesco Bertolo, caduta sul rettilineo per l'atleta del New Roller Porcia, mentre qua la coppia di testa 72-25. Ora Campagnaro sembra sulle gambe, Salvalaio pure, hanno fatto tanti punti. Gobbato si è rimesso lì a protezione dei fuggitivi che sono abbastanza stanchini. Siamo a metà gara con Campagnaro 72, Salvalaio 25. Devono andare via così finché ne hanno, mettere dentro punti. Li hanno presi tutti loro praticamente. Ora Gobbato di nuovo a controllare il gruppo. Carraro aveva provato a rompere gli indugi ma nessuno ha offerto un cambio all'atleta di Spinea. E a proposito di Spinea, questa non l'ho capita benissimo. Intanto 72 al passaggio non mollare, ecco. E 25 ed è Morelli che rompe gli indugi con Gobbato. Vabbè, se ne sono andati solo il gruppo non è andato dietro, quindi se il gruppo non gli è stato dietro hanno fatto proprio bene. L'hanno rischiata, però ne avevano. Intanto Campagnaro prende altri 2 punti, probabilmente gli ultimi 2, e ora si forma un'altra coppia di Spinea Ti attacchi e non ti fa doppiare, ti attacchi là. con Gobbato e Morelli. È venuta fuori bella, si sono dati il cambio di coppie, scambio di coppie, e ora sono fuori Gobbato e Morelli. Punti 7-9, 5-5. Devo cambiare regolare, raga. Volare, mamma! Ancora fuori i 2 atleti di Spinea. Poi lo 7-9, 5-5. Ora Morelli ha allungato, vediamo se aspetta il compagno di squadra o lo lascia lì soletto a fare tanta fatica. Ecco che Morelli opportunamente rallenta, permettendo a Gobbato di tornare sotto. I 2 si possono dare cambi regolari, vanno via più tranquilli, tanto il gruppo è lontanissimo. bravi! Dai ragazzi! 5-5-7-9 l'ultimo passaggio. E ora rompe gli indugi Murgiano. È caduto e si è rialzato. Non devi
devi fare doppiare, non devi fare mostrava i doppiare. segni evidenti sulla coscia sinistra. Campagnaro, Non doppiate campa, non doppiate campa. ultimo tiro. Ed eccoci all'arrivo Pippo, con Campagnaro che salva i punti con questo passaggio, perché da dietro arrivavano vai, l'ultimo giro. Morelli, È finito, l'ultimo giro. Coppato e poi numero 29 Aspetta qui. Givelonghi. Arriva Campagnaro, tutto bello rovinato. Campa. Regale la vita. Allora è partita la finale delle senior femmine, è subito Canazza che si porta in testa. Campa, Pippo. Ferma. Lissandron ora al comando del gruppo. Coppia del Scary Club Rovigo, si formano tre treni sul rettilineo d'arrivo con Rodriguez, Guerrero e Ronzani in testa. Rodriguez, Guerrero, Ronzani e Cesaro, trenino per GS Scaltenigo, ma all'esterno rinviene piano piano atleta dei pattinatori Spinea. Punti 4-7-21, 2 punti di Bradesso, 1 punto Rodriguez Guerrero. Stavamo riscaldando. Poi abbiamo un'idea geniale. Facciamo no, diciamo. Rodriguez Guerrero, Ronzani in testa al gruppo. Vieni qua. Ti vuoi dire una cosa? Si presentano al passaggio dei meno 12 punti, 18-21, 2 punti Ronzani, 1 punto Rodriguez Guerrero. 2 punti Ronzani, 2 punti Libralesso, 2 punti Rodriguez Guerrero. Al momento la classifica parziale. Eccoci allo sprint per i punti di meno 11, 18-58, 2 punti, 1 punto Lissandron. Ed è Rodriguez Guerrero in testa. E intanto sì, Campagnaro, nonostante il capitombolo sia aggiudicato il titolo, ho visto la classifica ufficiale, 21-47 i punti al passaggio precedente, quindi 2 punti per Rodriguez Guerrero, 1 punto per il numero 47 Libralesso. Eccole di nuovo al passaggio dei meno 9 punti, 2 punti Libralesso, 1 punto Guerrero. Vai Alvin, dai Lisa, tu. Alvin!
5 punti per Libralesso, 5 punti per Rodriguez Guerrero nella classifica parziale, mentre ora si è portata in testa Carrer. Siamo ai punti di meno 8. Carrer 99, 8 e poi un punto per il numero 8, Beggiato un punto, Carrer 2 punti. Sono 6 le atlete a punti, con Ronzani ora a rilanciare l'azione. Carrer si porta dietro l'atleta dello Scaltenigo, punti 18-99, 2 punti per un punto per la numero 99 Carrer. Ed eccolo di nuovo la testa del gruppo, con Ronzani ancora in testa, punti 18-99, ancora un punto per Carrer, 2 punti per Ronzani che al momento è in testa con 8 punti, 5 punti per Libralesso Rodriguez Guerrero, 4 punti per Carrer. Ecco la testa del gruppo che torna sotto, 21, seconda. 21-99, quindi un punto Carrer, 2 punti per Rodriguez Guerrero. Ed ecco il quintetto di testa a ripresentarsi ai punti di meno 4, 99-18. Provaci. 9 punti per Ronzani, 7 punti per Rodriguez Guerrero e 7 per Carrer. Al momento la classifica parziale: 5 per Libralesso, punti 21-6, quindi altri 2 punti per Rodriguez Guerrero e un punto per Beggiato. No, scusate, il numero 6 Cesaro Emma, entra nei punti anche Emma. Ed è il terzetto del Scaltenigo che si presenta in testa al passaggio dei meno 2, 2 punti per il 21, un punto per il 6. 11 punti per Rodriguez Guerrero, momento in testa, con Carrer ora che lancia la volata. 2 punti per 99, un punto 83. Dietro, vai dietro! Non mollare! Dai! Ancora Carrer. E con questa volata la Carrer va a prendere 3 punti e anche il titolo. 2 punti per Ronzani. Tommaso.
partita alla finale dei 5.000 metri categoria senior. Viola. Allora andiamo a vedere questa ultima gara a punti e poi ci saranno la fase di qualifica per le team sprint. Al passaggio meno 14 campana e poi punti. Ed è Ghiotto in testa, seguito da Marchese, poi Silvestri, ancora Ghiotto, allunga l'atleta dell'Arte Ceccato con Marchese che cerca di star dietro, ma Ghiotto fa il vuoto. Manuel Ghiotto, numero 18, fa rima, 2 punti, 1 punto per il 5. Vediamo il gruppo dietro come reagisce. Intanto Ghiotto cerca azione solitaria, è andato via da solo Manuel Ghiotto, va a prendersi altri 2 punti, un altro punto per il numero 22 Menegaldo, che ora si riporta sotto l'atleta del Ceccato. Anche Giuseppe Bramante con Galli tornano sotto, con loro i 2 atleti di Scaltenigo. Punti 18-22 ancora. E ora il gruppo è di nuovo compatto con Bramante ora a rilanciare l'azione con Galli che resta attaccato all'atleta siciliano del Ski Club Rovigo. Al passaggio punti 10-14. Quindi Bramante, Galli, torna sotto Ghiotto, eccoli di nuovo ai punti, 10-14. Torna sotto anche Niero, si forma un quartetto in testa, Bramante, Galli, Ghiotto, Niero, questi gli atleti nelle prime 4 posizioni. Ed eccoci ai meno 8 con Bramante e Galli che continuano a dividersi i punti. Sei punti ora per Bramante, 5 per Ghiotto, 3 punti per Galli. Abbiamo ora 7 atleti che compongono un gruppo di testa con Bramante e Galli che continuano a spartirsi i punti. Difficile saltare sopra al ritmo di Bramante, ma Ghiotto ci prova. Manuel Ghiotto con Bramante, Galli e poi Niero. Si staccano gli altri sotto l'azione di Ghiotto. Bramante salta davanti, 10-18. Ancora 2 punti per Bramante, 1 punto per Ghiotto. Bramante, Ghiotto, Galli, Niero, questi gli atleti in testa. Poi dietro tutti gli altri con Bramante che controlla sulla parte opposta al rettilineo d'arrivo l'azione e poi si lancia sempre sul rettilineo e va a prendersi 2 punti. Ancora 2 punti per Bramante, 1 punto per Ghiotto.
al momento sono al primo e al secondo posto, poi Galli con 4 punti al terzo posto della classifica parziale, Bramante, Ghiotto, Galli, Niero. Al passaggio saremo ai meno 4, è andata via veloce questa gara, ora il quartetto di testa è quasi sulla coda del gruppo, Ghiotto e Bramante, 2 punti per Ghiotto, 1 punto per Bramante. Ora quando arriveranno dietro il gruppo devono decidere se sopravanzarlo o stargli dietro, non possono mescolarsi, ma il gruppo davanti reagisce con un cambio ritmo, guadagnano qualche metro. Eccoli qua i 4 di testa con Ghiotto e Bramante. 2 punti Ghiotto, 1 punto Bramante. Eccoli, ora hanno preso la coda del gruppo e lo stanno sfilando. Ora devono sopravanzare tutto il gruppo, non possono restare in mezzo, così fanno. Sono tutti esperti, sanno bene che non devono incorrere in sanzioni. E intanto punti 10-18. 2 punti Bramante, 1 Ghiotto, quindi continuano a incrementare il punteggio con Niero ora che si è portato in testa. Intanto Ghiotto riceve ammonizione. Al passaggio Niero 13 e 10 Bramante, 1 punto Bramante, Niero 2 punti. Hanno preso anche il suono della campana dell'ultimo giro. Andiamo a vedere la testa, ora ancora Ghiotto e Bramante che ritornano sotto, anche Galli, e vanno a chiudere nell'ordine, sono il primo, il secondo e il terzo, con forse Niero che ha preso l'ultimo punto. Ma Galli con 4 punti era terzo. Vero è che nella classifica separata Galli corre per il Friuli Venezia Giulia e Niero per il Veneto, quindi direi che per quanto riguarda il Friuli Galli si aggiudica questo titolo, per quanto riguarda il Veneto Bramante davanti a Ghiotto e poi Niero con 3 punti al terzo posto. E con questa gara, signori e signori, abbiamo